Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook. Le due tematiche, ormai siamo a conclusione di questa puntata, le avete già visto. Questo è ovviamente una tematica molto ma molto delicata, di attualità e credo anche per il momento di difficile soluzione. Si ricorda la domanda che le ho fatto? Certo. Cioè, praticamente le ho chiesto in maniera terra, questa richiesta fatta da parte vostra è soprattutto per un aspetto economico, non intendevo il vile denaro, però intendevo tutto l'assieme nella mancanza di un genitore, di quello veramente... Cioè, la differenza, il punto non è strettamente economico, il punto è la certezza del futuro. Cioè, essere entrambi i genitori del proprio figlio non è soltanto una questione di eredità, non è una questione di garanzia sui beni materiali, è proprio sulla la garanzia di poter pensare al futuro sapendo di avere entrambi i genitori, che se uno viene a mancare comunque la tua famiglia resterà solida, resterà comunque legalmente tutelata, ma soprattutto si tratta anche di riconoscere quello che è una famiglia nei fatti. Cioè, comunque se la si voglia pensare, queste famiglie esistono, ci sono dei nuclei familiari stabili che portano avanti una prole, dei figli e un progetto di vita. È questo che Famiglia Arcobaleno, o comunque in generale il movimento LGBT, richiede allo Stato, di riconoscere il dato di fatto. Non si tratta di pensare a diritti ipotetici, ma di riconoscere quello che è attualmente il concetto di famiglia in questo Paese. E quindi questa quindi io tornerei al discorso dei numeri in ogni caso. Lei come ex sindaco i numeri sono... Sì, queste cose vanno prese in considerazione, insomma. Per carità, se i numeri sono elevati, diventa un problema nazionale, cioè se c'è il singolo, è un problema nazionale. Per carità, allora, visto che ci sono delle coppie gay che hanno dei bambini in qualche maniera legalizzati in questo momento, magari monogenitoriale, hanno uno solo genitore riconosciuto, ecco, io dico la legge vada a regolamentare queste cose qua che mi sta benissimo, perché il diritto del bambino viene prima di tutto, prima della coppia di genitore 1, genitore 2, il diritto del bambino, quindi il bambino va protetto e qua sono d'accordissimo con lei. Però dobbiamo risalire anche a monte, ho fatto il discorso medico prima, cioè la procreazione, l'utero in affitto, io ho detto che non è un atto medico quello lì è un furto, cioè, non so che termini, non vorrei usare termini... L'ha già usato. Sì, e via dicendo. E oltretutto ho avuto esperienze, siccome ho ospitato per 8 anni una bambina bielorussa e poi sono entrato in contatto anche con altre bambine ucraine che facevano parte del gruppo, non so, il progetto Chernobyl, che penso l'abbia conosciuto. E l'estate scorsa ho ospitato mia figlia, io personalmente con mia moglie, un'altra famiglia vicina, abbiamo ospitato una ragazza ucraina che era scappata di là, il marito che era in servizio militare, l'ha fatta scappare con una bambina piccola, l'abbiamo ospitata noi per mesi. E lei ci parlava di queste situazioni, cioè di sue amiche che si prestavano a queste prestazioni, cioè di portare una gravidanza fino a termine, portare a termine una gravidanza per dare questo bambino a questa coppia che l'aveva, tra virgolette, prenotato. Cioè qua entriamo in un cambio dove andiamo oltre la legalità o l'illegalità, andiamo contro la biologia, andiamo contro la logica. Ma che senso ha questa roba qua? Che senso ha? La gestazione per altri è una pratica che ha molte sfaccettature. Ci sono sicuramente delle situazioni che sfruttano il corpo delle donne, ma ci sono anche moltissime situazioni in cui le donne si prestano volontariamente. Non notiamo dire minchiate, queste sono fesserie, dai per paesi, amore, per robe, quelle robe là, come dipende. Lo fanno per soldi. Lo fanno solo per soldi, ma non diciamo bugie. No, ma io non voglio entrare in tema. Solo per soldi. Dai. La gestazione per altri, come moltissime altre pratiche, dipende moltissimo da come viene applicata, da quali paesi la praticano, dalle tutele legali. Se si mette disponibile per questo avrà dei motivi, magari. Guardi, le do anche ragione, Galdio, magari una su 100 lo farà per amore, per procreare, mettiamo una su 100, però le altre se ha problemi psichiatrici probabilmente lo fa. Un aspetto di fare un piacere, molte altre cose, non dell'amore, chiamiamolo così.
Ma quello che almeno mi viene da pensare questo. Ci sono varie sfumature, è un argomento estremamente complesso e su cui credo, e sono di questo assolutamente certo, le prime a doverne parlare non siamo noi maschi, ma sono le donne che fanno questo tipo di scelta, non per demandare ad altri o in un altro momento questo tipo di argomento, ma perché io come maschio non ho la più pallida idea di quello che è una gravidanza, non ho la più pallida idea di quello che è dare questo tipo di disponibilità, ospitare una vita con il mio corpo, ho capito, per cui però, è impossibile per noi. Però può ragionarci sopra. Ragionandoci sopra posso dire che ci sono varie sfumature ed è molto complesso. Però in parte ha ragione Rancan quando dice insomma lo fanno per altri. Però solo per altri. Io metto però sempre anche la se, piccola anche se, no, giustamente. Nella vita non mi hanno mai detto mai e mai. Anche se una donna scegliesse di offrirsi per la gestazione per altri a mero scopo economico, chi siamo noi per giudicare la sua scelta? Non è, io infatti non giudico, ho detto che però lo fanno, per questo non ho giudicato. Certo, ho detto che come tantissime altre persone. Però io personalmente non ho giudicato, ho detto lo fanno per certo. questo. Come però noi giustifichiamo con lo scopo di lucro moltissimi altri sfruttamenti del corpo. Sono d'accordo, però vede. Ma anche la prostituzione stessa è uno sfruttamento della donna. Assolutamente sì. Anche lì ci sono persone che vengono sfruttate e persone che scelgono di fare un lavoro sessuale a scopo di lucro come qualsiasi altro lavoro. No, può essere un lavoro, se definiamolo lavoro va bene così, insomma, al di là di tutto. Il lavoro poi si fa in due, vuol dire che l'uomo ci va, no? Quindi la parte delle colpe sono di entrambi, chi lo fa e chi lo subisce, insomma, al di là di tutto. Però il problema è questo, in conclusione di questa puntata, si potrà risolvere questo problema o sarà sempre un dilemma che il governo non darà dei segnali sotto l'aspetto di legge legislativi di poterlo far sì che diventi una legge e il problema venga risolto una volta per tutte? La mia opinione personale è che questo governo non abbia il coraggio politico di affrontare questo tipo di problematica, se non cavalcando un'onda populista di odio omofobico. Ma faccio un esempio, io credo a dirlo che all'interno di questo governo, che ha la più grande maggioranza perché sono andati a votare, hanno vinto, quindi hanno la più grande maggioranza. Perché qui vince chi va a votare, non chi non ci va, no? E ci saranno pure anche dentro all'interno delle coppie gay, no? All'interno della maggioranza? Pensi che non ce ne siano? Il fatto di essere una coppia omosessuale non significa avere... No, ce ne sono parecchie, mi creda, sotto l'aspetto anche di spettacoli e tant'altro, come diceva prima Rancan, ce ne sono. E quindi loro hanno un'idea diversa dalle coppie dall'altra parte politica, secondo lei? Ma io è convinto che le rispondo con un'altra domanda. Io sono convinto che... Mi rispondo alla domanda, secondo lei è convinto che all'interno della maggioranza ci siano coppie omosessuali o coppie gay? Io sono convinto che le persone gay e lesbiche, bisessuali, trans e qualsiasi altra sfumatura siano presenti in qualsiasi schieramento politico. Perfetto. E secondo lei, la seconda domanda, hanno lo stesso pensiero che ha Rancan rispetto al suo, visto che fanno parte dell'altra parte politica, che lei mi diceva che l'altra parte politica ha paura di prendere decisioni, ma all'interno di quella parte politica ci sono anche lì coppie gay. Certo, ma queste persone, pur facendo parte in qualche modo della comunità LGBT, non avranno il coraggio politico, credo, di tutelarla. Non hanno il coraggio o hanno un'idea diversa? Non hanno il coraggio, perché il coraggio ti fa andare oltre. Perché non ce l'hanno? Va un po' contro a dire quello che mi stai dicendo. Lei sa benissimo che anche le coppie gay e omosessuali dall'altra parte politica la pensano come lei. Sì, è indubbio questo, no? Fra il pensarlo e avere il coraggio di dirlo sono due cose diverse. Ma anche lo diranno, io credo che lo dicano. Lei è più ottimista di me. No, non sono ottimista, credo che fa parte della natura. Se uno è una coppia gay e ha un problema anagrafico, come abbiamo parlato in tutta questa missione, indipendentemente dalla parte politica, un problema sociale, lo dice, cioè non credo non lo dica, sarebbe davvero... Finora sono stati zitti. Ma ne conosce qualcuno lei?
Personalmente no. Vede, prima ne conosco qualcuno e poi mi saprà dire quando ci vedremo la prossima volta. Io non ho mai paura di cambiare opinione. No, non ci mancherebbe, nessuno ha paura, voglio dirle, però se nella città dove vive, che è una città importante perché Padova, avendo l'università, è una città di moltissime persone, vi dicono, ha 210.000 abitanti, in effetti sono oltre 400.000 che ci vivono tutti i giorni, e quindi ha la possibilità, essendoci giovani che sono magari gay o bisessuali o tant'altro, non bisessuali, sono gay o omosessuali, hanno la possibilità di darle questa risposta. Insomma. Ma essere di destra ed essere omosessuali non è un problema, il problema è la classe dirigente che fa le leggi. Ho capito, però se anche dalla parte di là c'è chi la pensa come lei, l'unione fa la forza. A lunga gettata ci vorrà tempo, però il tempo che di solito è galantuomo riuscirà a risolvere questo problema. Vediamo. Ne vedremo. Va Vorrei bene. una cosina, quella che ha contestato parlando della donna che porta il bambino nella pancia. Io da maschio non posso sapere. Probabilmente una delle cose che guastano, usiamo questo mondo nel campo della sessualità, della procreazione e via dicendo, è proprio questo, cioè che carichiamo troppo sulla donna sto problema qua. Beh sì, la donna cioè che veramente il maschio le donne stanno prendendo le nemici, ma è quello. Siete al governo una donna, all'opposizione una donna. Allora sa qual è la definizione che do io? Perché non ci sono più maschi. Ecco,